Collobriere del gremio dei macellai Marco Ettori, 2019, una data importante perché il vostro gremio qualche anno è rientrato a far parte della Faradda, però si respira davvero tanta passione. Sì, tanta passione, tanto entusiasmo. Come ben saprete il nostro candeliere partecipa alla Faradda dal 2016, sono 4 anni di gioia, di festa, è una giornata importantissima per noi, quest'anno per me ancora di più perché sono obriere di candeliere, diciamo, è un'emozione unica. Si respira nella città la festa con qualche altro rappresentante di gremio, abbiamo parlato però anche del centro storico che dovrebbe essere rivalutato non solo in queste settimane che accompagnano la Faradda, ma insomma riprenderci un pochino la città. Sì, sono d'accordo, il centro storico deve essere rivitalizzato e rivalorizzato. Non dimentichiamoci che la Faradda è patrimonio immateriale dell'umanità, quindi anche il percorso, non dimentichiamoci che il percorso è proprio attraversa il cuore del centro storico, quindi sono d'accordo, bisogna riprendere in mano un po' tutta la situazione. Quali sono le aspettative di un obriere di candeliere? Perché è una grossa responsabilità, ma è anche un onore oltre che un onere. È un onere, ma la responsabilità più grossa è quella di riuscire a portare avanti quello che i nostri anziani ci hanno trasmesso, quindi un messaggio di fiducia verso il futuro, un messaggio veramente di amore anche verso quello che facciamo. Questa è la vera responsabilità che porta dentro l'obriere di candeliere e anche l'obriere maggiore. Come si saluta? Sicuramente a Cent'anni, a tutta la città.